sportelli. Questo lavoro è definito fate bene fratelli? No, assolutamente. Questo è un lavoro strategico, altamente strategico, che ci permette, uno, di dire che il presidente della giunta regionale Veneto non la racconta giusta sulle liste di attesa. Non è vero assolutamente che c'è un congruo abbattimento delle liste di attesa, perché i nostri sportelli ci dicono alcune cose e nel monitoraggio, anche attraverso la concretizzazione di una banca dati, noi riusciamo a capire che anche per quanto riguarda le visite urgenti entro 10 giorni, ci sono alcuni casi di persone che hanno aspettato anche 3-4 mesi a fronte del codice di priorità breve 10 giorni. E poi soprattutto sul fatto di capire, porto un dato della mia usola, la usola 3 di Venezia. Ci siamo conquistati con le mobilitazioni un posto al tavolo di monitoraggio delle liste di attesa della usola. Lo fa una volta ogni 2 o 3 anni, dovrebbe essere fatto spesso, però l'ultima volta ci dava questo dato relativo al 2023, che a fronte di 3.200.000 prescrizioni venivano eseguite dalla usola e dal privato convenzionato la metà. Quindi che significa? L'altra metà dove è andata a finire? Secondo noi l'altra metà è andata a finire in 3 soluzioni. O rinuncia addirittura alle cure per i lunghi tempi di attesa, o va dal privato secco, pagando l'intera. E guardate che adesso il privato secco sta facendo sorgere istituti perché ha capito la debolezza del pubblico, oppure di andare ad ingolfare il pronto soccorso con gli ennesimi codici bianchi. Quindi capirete che per noi l'attivazione di questi sportelli è